Amici di Sportisidi, buon pomeriggio da Francesco Cammuca. Siamo collegati dal velodromo Paolo Borsellino di Palermo per la partita tra TF e CUS Palermo, sesta giornata del girone A del campionato Giovanissimi Elite Sicilia Under 15. Si affrontano due squadre che non hanno iniziato, anzi hanno iniziato in maniera praticamente opposta i rispettivi cammini. TF che per il momento ha raccolto un solo punto nelle prime 5 giornate, CUS Palermo che invece insegue insieme al Calcio Sicilia e alla Renzolo Piccolo Terrasini la capolista Academy Panormus. Ricordiamo che la TF ha conquistato proprio nello scorso weekend il suo primo punto stagionale, tra l'altro sul campo della San Cataldese, quindi un campo anche abbastanza prestigioso, in cui la formazione guidata da Mister Sampino è riuscita a mettere in saccoccia il primo punto di questo suo nuovo cammino. Ricordiamo un legame che si rinsalda sempre di più tra TF e Athletic Club Palermo, in virtù del quale ormai da diverse settimane raccontiamo le vicende di gran parte delle formazioni giovanili create da appunto questo binomio vincente nell'ambito del calcio giovanile palermitano. Ricordiamo a tal proposito che oggi trasmetteremo altre 2 partite qui dalla struttura ormai riaperta da diverse settimane anche per le gare ufficiali dell'Athletic Club Palermo e della sua così nidiata, possiamo chiamarla così. Ricordiamo che a seguire trasmetteremo la gara tra TF e Accademia Trapani del campionato Under 17 regionale, sempre per il girone A. Infine trasmetteremo sempre da qui, con la telecronaca di Ferdinando Lo Monaco, la partita tra Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri, girone B del campionato Giovanissimi Under 14, anche in questo caso regionale. Quindi sarà un lungo pomeriggio direttamente dal velodromo Paolo Borsellino, ma sarà più in generale un lungo pomeriggio di calcio giovanile e di futsal targato Sportisili, perché a seguire alcune delle quali stanno già iniziando, ci sono ben 9 gare in totale, comprese le 3 che trasmetteremo dal velodromo. A breve ve le elencherò una per una. Comunque un menù veramente ricchissimo di appuntamenti targati Sportisili TV, e l'invito è anche quello di tenere d'occhio anche i nostri profili social, sia Facebook che su Instagram, perché a breve arriverà una bella novità. Intanto vi elenco anche quelle che sono le partite che trasmetteremo oggi. Già detto delle 3 del velodromo, ovvero sia TF CUS Palermo, che sta per andare diciamo in onda, sta per iniziare, TF Accademia Trapani che si giocherà a seguire, e infine terza ultima gara qua al velodromo, Athletic Club Palermo Don Carlo Misilmeri Giovanissimi Under 14 regionali. Trasmetteremo ben 2 partite invece di calcio a 5, ovvero sia Mistral Palermo Olimpia Siracusa del girone H di Serie B e Giudecca Sport Club contro Palermo Futsal Club del campionato di Serie C1 girone A, e poi altre 4 partite di settori giovanili, questa volta targati Panormus e Academy Panormus. Sta per andare in scena la gara tra Academy Panormus e Belice Partanna, allievi regionali Under 17 girone A. Poi Panormus Athletic Club Palermo si affronteranno praticamente in contemporanea su 2 palcoscenici diversi. Al campo della Panormus a Villa Sant'Alfonso si giocherà la gara valida per il campionato Giovanissimi Elite Under 15 girone A, mentre a Misilmeri allo stadio Giovanni Olivi si giocherà la gara valida per il campionato Under 17 Elite, quindi doppia sfida tra Panormus e Athletic Club Palermo mentre inizia TF CUS Palermo. Mettetevi comodi, prende il via l'incontro con il primo pallone giocato non nel migliore dei modi dalla formazione cussina, che gioca, ricordiamo, da sinistra a destra sui vostri teleschermi rispetto
per quanto riguarda il primo tempo, maglia bianca, calzoncini e calzettoni neri per la squadra guidata da Salvatore Guida, maglia rosa con inserti neri, neri sono anche i calzoncini e i calzettoni indossati dai ragazzi dell'Athletic Club Palermo. A breve andrò anche alla lettura delle due formazioni in campo quest'oggi dal primo minuto. Intanto la palla lunga raccolta di testa. Allora andiamo con la lettura delle formazioni partendo dall'ATF che schiera Mellina in porta col numero 1, poi Riggio col numero 2, numero 3 Yobua, numero 4 Barone, numero 5 Danna, numero 6 Buffa, numero 7 Scavone, numero 8 Arini, numero 9 Frisco, numero 10 Minardi, numero 11 Picciuca. Risponde il CUS Palermo che qui deve difendersi ma si trascina oltre la linea di fondo il pallone qui un giocatore in maglia rosa. Risponde il CUS, dicevo, con Salamone in porta col numero 1, poi Vassallo col numero 3, col numero 16 Piazza, col numero 8 Pizzo, col numero 5 Palma, col numero 15 Alongi, numero 10 D'Amico, numero 9 Gianfortone, numero 7 Di Maio, numero 4 Leggio, che qui ha appena colpito il pallone, e infine numero 20 Visconti, che prova a ricevere questa sfera, viene anticipato, poi sfera recuperata ancora dai ragazzi guidati da Mister Guida. Occhio però a questo pallone giocato in avanti dall'ATF, lo insegue Picciuca, coadiuvato anche da Scavone che riceve adesso. Scavone mette in mezzo il pallone, prova a lottare nel cuore dell'area Frisco senza però tenerla, azione però viva con Minardi che propone questo cross, allontanato il pallone da Alongi, poi sfera che si dirige direttamente oltre la linea laterale. E pallone che viene messo in fallo laterale con la rimessa verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora ricrea l'azione attacco Minardi, allontana però bene la difesa Cussina che prova adesso a spingere con Di Maio, ma la palla è finita oltre la linea laterale, allora sarà rimessa per l'ATF. Tanto qui pallone recuperato molto bene da Riggio, giocato in avanti, allontanato, ancora però Athletic che prova ad andare in pressione, esce però molto bene il CUS Palermo con Visconti, poi il lancio lungo, l'anticipo in fallo laterale da parte di Capitan Danna. Tra l'altro anche tanto calcio anche nei campionati dilettantistici, con i primi campionati eccellenza e promozione che prendono il via proprio oggi. Tanto mi erano stati segnalati dei problemi audio, in realtà problemi audio non sembrano esserci, anche perché nel frattempo confesso di aver aperto le dirette, quindi funziona tutto regolarmente. Tanto fallo laterale per Yobua, controlla Barone, spalla alla porta, prova a girarsi e a girare il pallone che viene però controllato. Ancora Yobua che prova a calciarla addosso a Visconti, non c'è fallo di mano, poi lotta Gianfortone, guadagna rimessa. Le indicazioni di Guida da una parte e di Sampino dall'altra, mentre c'è una rimessa battuta da Vassallo verso il centro del campo. Di Maio prova a recuperare e a guadagnare metri, poi viene fermato dall'intervento di Danna. C'è però soltanto gente con la maglia del CUS da quelle parti. Giornate che iniziano finalmente anche un po' a rinfrescare, mi sia consentita anche questa digressione, perché comunque siamo a 40 giorni da Natale, ci sta che il meteo muti verso temperature un po' meno calde. Tanto c'è un giocatore del CUS Palermo a terra. Problema alla testa per lui. Vediamo se è necessario l'intervento dalla panchina. Si preallertano il signor Presti Monaco, il signor Visconti, ma sembra tutto ok, si rialza il numero 5 del CUS, Raffaele Palma.
Tanto pallone già giocato in avanti, attenzione perché c'è l'uscita spericolata, la conclusione che si perde fuori, l'uscita spericolata di Salamone per poco, non ne ha approfittato Picciuca. E opportunità, la prima della partita è per l'ATF, con questa giocata rischiosissima da parte di Luca Salamone che rimette in gioco il pallone, e quindi prima chance del match l'ha avuta la squadra di casa. Intanto fallo laterale per il Cus Palermo che prova a reagire. Qui pallone giocato in avanti, allontanato dalla difesa dell'ATF. Ancora girata dal Cus che prova ad avanzare con il suo numero 9 Gianfortone. Lo scarico indietro, ma c'è l'ottima lettura difensiva da parte di Picciuca, poi giocata in avanti troppo affrettata, troppo frettolosa in questo caso ancora da parte dei giocatori di casa. E allora Pizzo gioca in avanti questo pallone, Visconti, Gianfortone prova a liberarsi, si becca anche un calcio ma resta in piedi, si gioca ancora Gianfortone circondato da maglia rosa, c'è posizione di fuorigioco e allora azione che sfuma e sarà punizione per la TF. Battuta lunga intanto da parte dell'ATF, l'uscita questa volta puntuale da parte di Salamone, mentre intanto è arrivato tutto ciò che aspettavate. Qui altra punizione per l'Athletic, tentativo di inserimento da parte di Arini che guadagna il primo calcio d'angolo della partita. Battuta verso l'area di rigore, la palla arpionata e poi salva Salamone, doppio tentativo qui da parte dell'ATF, ancora vicino al gol. Sul primo corner della partita. C'è una punizione intanto per il Cus. C'è la punizione per il Cus, battuta verso la porta, viene smanacciata in qualche modo, poi la traversa dopo la respinta di Mellina, pallone che rimane lì, ma che occasione ancora per questa volta il Cus per sbloccare il risultato. La traversa in questo bellissimo calcio di punizione da parte di Niccolò D'Amico, mentre intanto, come vi accennavo prima, eccola la tanto attesa novità, ovvero sia il ritorno di Lo Calcio, che tornerà la prossima settimana, lunedì, consueto approfondimento con il calcio dilettantistico dalla D in giù. Tanto qui occhio alla giocata difensiva da parte del Cus con Alongi inseguito, in qualche modo riesce ad allontanare la sfera Palma, poi ancora insiste
l'ATF. C'è un fallo commesso, vediamo se riesco a capire, punizione per l'ATF secondo il direttore di gara. Sembrava fallo in realtà al contrario. Intanto occhio alla punizione, pallone che arriva e palo anche dall'altra parte, poi respinta forse da parte di un compagno. La conclusione incredibile da parte del numero 4 Barone. Un palo a testa adesso, dopo appena 11 minuti e mezzo, ma ci stiamo divertendo. Intanto si lotta, alla fine in qualche modo prova ad uscirne con il suo capitano Pizzo, il CUS Palermo, ma la sfera si perde. Pallone troppo lungo qui per Frisco. Ci pensa Picciuca a cercare di lanciarlo. Alongi ha scortato il suo avversario fuori dalla zona di sua competenza. Tanto pallone recuperato proprio da Frisco, che riesce a sterzare. Ancora Frisco, serie di finte, gran giocata, mette in mezzo il pallone, troppo lungo, però può arrivare per la disponibilità di Scavone, che lo controlla, 1 contro 1. Scavone prova a passare, non ce la fa. Cercato il tunnel su Vassallo, guadagna comunque il secondo calcio d'angolo di questo inizio gara. Allora la battuta proprio per Scavone, guardate, anzi non riuscite a vederlo come si stavano muovendo le due linee, quella di difesa e quella di attacco, poi in qualche modo la difesa del CUS allontana e allora cerca l'uscita palla al piede con la corsa sull'auto di destra di Visconti che va a lanciare, palla però alla portata, nella disponibilità di Mellina che l'attende lì. Batte lungo l'estremo difensore che si è reso già protagonista di una parata importante poi nell'azione che ha portato anche al palo colpito dal CUS. Qui intanto pallone lungo alla ricerca di Picciuca, in 1 contro 1 Picciuca, serie di finte, si dimentica quasi il pallone, poi viene fermato dall'intervento di Alongi che reclama un fallo laterale. Non è così però secondo il direttore di gara e allora si riparte. Pallone che arriva dentro l'area di rigore, lo lascia rimbalzare, poi conclusione di Scavone che si ritrova il pallone tra i piedi, viene fermato dall'intervento da parte di Piazza e terzo calcio d'angolo. Occhio all'angolo. Con il solito traffico in area di rigore, palla allontanata di testa, ancora per la disposizione dell'ATF che va alla conclusione, altra traversa, questa volta colpita da Picciuca e poi salva la difesa del CUS che in qualche modo evita ancora una volta il gol terzo Legno nel giro di un quarto d'ora e questa volta passa a condurre in questa speciale graduatoria, in questo speciale risultato l'ATF. Pallone ancora una volta messo in mezzo, prova a scortarlo Visconti che però con la testa lo mette in calcio d'angolo. Quarto tiro dalla bandierina
per una TF che sta crescendo, sta venendo su alla stragrande. E allora tiro dalla bandierina per Riggio, con la palla questa volta sul primo palo, in qualche modo allontanata, messa fuori dalla zona pericolosa, poi Scavone la ripropone, altro colpo di testa a mettere fuori. Kus che prova ad uscire, non ci riesce, c'è anche forse una manata involontaria da parte di Gianfortone, si gioca, è rimasto a terra Barone, e adesso mette fuori il pallone Picciuca perché non si rialza Barone, colpito naturalmente involontaria, qui la manata da parte di Edoardo Gianfortone. Rimessa la palla in campo. Yeboah lancia in avanti, intercettato, poi prova a subentrare Scavone, ancora si lotta. Sarà rimessa per il CUS Palermo. Pallone dalle parti ancora di Gianfortone che viene anticipato e allora TF che prova a ripartire, c'è l'ottima chiusura in questo caso da parte di Leggio, poi recupero ad opera di Barone che apre sulla destra, c'è la corsa da parte di Frisco che va a inserirsi in area, ottima chiusura da parte di Palma e sarà ancora calcio d'angolo. Quinto corner per l'ATF, la palla che spiove nel cuore dell'area, solo maglie bianche, poi attenzione al tentativo anticipato sia di Arini che di Picciuca, ricostruisce da dietro la ATF che però sbaglia con Yeboah e allora prova a correre dall'altra parte Di Maio che accelera, Di Maio ingresso in area, Di Maio se la allunga troppo e allora è buona la copertura da parte di Marco Buffa a mettere il pallone in fallo laterale, anzi in fallo di fondo naturalmente. Qui ha sprecato Di Maio, poteva gestirla meglio questa occasione, questa opportunità, ha avuto buon gioco, anche gioco abbastanza semplice. La retroguardia dell'ATF, adesso prova a ripartire col possesso dalle retrovie, sbagliato da parte di Scavone, poi butta via il pallone Leggio, mentre intanto sono già arrivati, potete anche scorgere sullo sfondo, sull'estrema destra del vostro schermo, i ragazzi della formazione Under 17 regionale dell'Accademia Trapani che sfideranno i pari età dell'ATF nella gara che seguiremo subito dopo il triplice fischio di questa. Mentre intanto prova a lottare Minardi, guadagna un fallo laterale, abbiamo superato la boa di metà primo tempo, di cose se ne sono già viste anche parecchie nel corso dei primi 18 minuti e mezzo. Battuta lunga intanto alla ricerca di Frisco che prova a tenerla, l'intervento con la spalla piena è stato di Alongi, poi si lotta lì in mezzo, buona qui la scivolata a favorire il tentativo di inserimento da parte di Di Maio, bravo qui a chiudere il numero 6 Buffa, poi rimessa per la formazione guidata da mister Sampino, tra le urla anche abbastanza ben udibili dall'altra parte di mister Guida. Picciuca prova a far passare per Frisco che cerca l'inserimento, l'anticipo ancora di Alongi che sta facendo ottima guardia dalle sue parti, poi ancora si lotta là in mezzo con Riggio che respinge il primo lancio, c'è anche Minardi che questa volta non conquista il fallo laterale che sarà a disposizione del CUS, mentre sta per scadere anche il 20° minuto, sempre 0-0, ma 0-0 direi abbastanza bugiardo per quello che si sta vedendo in campo, e dire che, come dicevo, sono passati 20 minuti, intanto iniziano le altre dirette targate Sportisiri TV, ve ne ho abbondantemente parlato, saranno 14 i campi collegati live, saranno 14 le gare in diretta integrale ed esclusiva che mostreremo sui nostri canali, sul nostro canale YouTube Sportisiri TV, al quale vi invito a iscrivervi
anche per non perdervi neanche un contenuto, che sia una diretta, che sia un highlight o che sia un'intervista post gara o altri contenuti che produciamo e che produrremo da qui alle prossime settimane. Siamo vicinissimi al traguardo delle 10.000 iscrizioni al canale e questo per noi è un motivo di grande orgoglio, ma anche uno spunto, uno sprone per fare sempre meglio, così come siamo vicini anche ai 17.000 fan su Facebook, numeri importanti per i quali non possiamo che dirvi grazie. Qui intanto si lotta, palla recuperata per un attimo da Barone, poi allontanata da Scavone che non riesce a mettere in movimento i compagni. Buffa col calcione al pallone, rimpallo con Minardi, poi subentra nell'azione Arini, cerca di insistere e di riaccelerare nella metà campo avversaria l'ATF, con Arini che va praticamente sul fondo, cerca luce per crossare, alla fine la palla arriva in aria, ma viene allontanata da Palma. Qui l'anticipo ottimo da parte di Danna, poi altro lancio in avanti da parte dei giocatori del CUS, intercetta in malo modo Riggio, allora sfera per il CUS con la giocata da parte di Gianfortone, messo giù. Dopo il primo dribbling c'è il fallo e c'è il giallo per Marco Buffa, primo ammonito della partita. Al minuto numero 22, provvedimento disciplinare che diciamo sporca il referto del direttore di gara, quello indirizzato a uno dei due centrali della difesa dell'ATF insieme a Capitan Danna. E allora occhio a questo calcio di punizione, perché a proposito di capitani c'è Salvatore Pizzo, maglia numero 8, che ci vuol provare. Indicazione abbastanza chiara da parte di mister Guida, tira dritto per dritto, vediamo se come riuscirà ad indirizzare verso la porta, difesa da Mellina. Un po' di movimento perché c'è la barriera a 4 elementi che adesso diventa 5 elementi, no, rimane a 4 elementi da parte della TF, mentre c'è la rincorsa di Pizzo che va in porta, Mellina la smanaccia con un volo anche abbastanza fotografico, fotogenico, e sventa anche con sicurezza, perché qui poteva starci anche l'opzione di bloccare la palla, ma è stato bravo il portiere dell'ATF anche di indirizzare la sfera laddove c'erano solo compagni di squadra. Yobua in qualche modo allontana, poi Visconti fermato dall'intervento di Scavone che ha iniziato bene la partita, qui però sbaglia la giocata. C'è Vassallo che prova a giocarla lungolinea, non può arrivare Visconti, rimessa davanti alla propria panchina per l'ATF con Yobua. Yobua che vi raccontiamo questo piccolo retroscena, è fratello d'arte, così, se così possiamo dire. Suo fratello Rodrigo Yobua è un classe 2000 e milita nella Acragas SLP, fatto la trafila del settore giovanile proprio in Italia alla Fincantieri e poi ha girato la Sicilia, Biancavilla, Sant'Agata, Enna, Acragas, Leonfortese, Oratorio Marineo, Aspra, Empedoclina, Atletico Catania. L'anno scorso un'imperversata in seconda categoria alla Cianciana e ora il ritorno da Agrigento con la squadra guidata da Sebi Catania. Insomma, storia interessante, particolare. Intanto battuta lunga da parte di Salamone che trova però solo maglia rosa. Yobua per Scavone, gran giocata qui, poi torna sui suoi passi per lanciare in avanti verso Frisco, colpo di testa da parte di Piazza, poi insiste l'ATF con questa corsa da parte di Arini, va giù Arini, tutto ok secondo il direttore di gara. Non protesta neanche il numero 8.
La battuta lunga da parte di Palm, poi ancora Cus con Vassallo che la gioca in avanti, allontana Danna, Scavone, alza ancora questa palla di testa a Longi dalle parti di Frisco che se la sistema in qualche modo, ancora Frisco, si autolancia inseguito da Palma, va giù, anche in questo caso il direttore di gara non ravvisa estremi per interventi fallosi e allora ancora una volta dal fondo, ancora una volta Luca Salamone. Alongi, scambio pericoloso con Palma, in qualche modo riesce ad uscire bene il Cus, ma si trascina il pallone oltre alla linea laterale Vassallo. E allora sarà fallo laterale per la TF con Roveiro Yobua. Scavone, ancora scambio col 3 che va ad aprire il piattone destro, pallone allontanato, prova a gestirlo adesso il Cus con Gianfortone, il servizio per D'Amico, poi Di Maio fermato dall'intervento di Riggio che poi lotta, ancora Di Maio, serie di sportellate alla fine premiato col fischio in suo favore. Il numero 7 in maglia bianca con gli inserti giallo e rossi che rappresentano i colori sociali del Cus Palermo. Cus Palermo che negli ultimi anni soprattutto ha intensificato tantissimo il proprio impegno nei settori giovanili e lo sta facendo con ottimi risultati, anche con il lancio di tanti ragazzi che hanno fatto il loro debutto sia in eccellenza sia in promozione proprio con la maglia della squadra del centro universitario sportivo sotto la guida di un tecnico molto preparato come Ferdinando Zappavigna. Squadra quest'estate tornata in eccellenza dopo aver vinto la richiesta di ripescaggio, dopo un buon campionato comunque effettuato lo scorso anno, terminato soltanto con l'uscita di scena ai playoff del girone A di promozione. Ricordate la vicenda della sconfitta contro il Regina Mundi che poi non si è presentato per la finalissima contro il Montelepre, finalissima di girone. Poi se ricordate bene il Montelepre perse la finale di categoria, la finalissima playoff contro il Camarat, ma alla fine anche la squadra di Montelepre, allora allenata da Peppe Guida, si è conquistata un posto nella massima categoria del calcio siciliano. Intanto si lotta, 6 minuti e mezzo circa prima dello scadere del 35esimo, non ci sono state grosse interruzioni, il che mi porta a pensare che non ci sarà recupero o se dovesse esserci nell'ordine del minuto. Qui intanto Frisco, poi si lotta lì in mezzo, riconquista il pallone Picciuca che ancora una volta allunga questa traiettoria troppo all'indirizzo dei compagni, azione che sfuma. E Salamone che abbranca il pallone, lo calcia oltre la metà campo Cussina, lancio per Di Maio che prova a lottare, Di Maio se la allunga, poi alla fine subentra Riggio che la mette in fallo laterale per una rimessa che verrà eseguita dal Cus Palermo, nello specifico da Piazza, poi pallone che arriva ancora da Di Maio, affrontato senza fallo, guadagna una rimessa Minardi. Ricordiamo che il velodromo, intitolato alla memoria di Polo Borsellino, sarà teatro di una partita molto importante e molto attesa domani pomeriggio in Serie D, perché arriva a Palermo la Nissa, una delle principali accreditate alla vittoria del campionato di Serie D. Si affrontano la terza e la quinta della classe del girone I del massimo torneo dilettantistico nazionale. Intanto colpo di testa all'indietro di Alongi dalle parti di Salamone, un po' scesa l'intensità ed è scesa anche la pericolosità dei due attacchi come naturale conseguenza, mentre qui rischia di lisciarla Danna. Alla fine la palla viene riconquistata dal Cus Palermo con Pizzo
Pizzo, affrontato e fermato da Scavone, torna però sulla palla, ma è uscita la sfera. Secondo il direttore di gara, che non era vicinissimo all'azione, va detto. Così ha visto e così è deciso. Colpo di testa da parte di Barone, poi si lotta, c'è un fallo di Vassallo ai danni del numero 11 Picciuca. Problema al volto. Interviene la panchina con le cure prestate a Vincenzo Picciuca. Allora, si può riprendere con la punizione, tutto ok per Picciuca che per il momento staziona a bordo campo come da regolamento. Allora, occhio a questo calcio di punizione, quando siamo a poco più di 3 minuti dall'intervallo, c'è la battuta da parte di Buffa che mette in mezzo, non arriva nessuno, riproposto il pallone con questo tiro che si perde fuori da parte di Riggio, mentre rientra Picciuca, si torna 11 contro 11. Va a recuperare il pallone direttamente alla fonte Luca Salamone. La giocata qui per D'Amico, poi in avanti Pizzo alla ricerca di Visconti che viene anticipato, poi torna, anche lui commette forse fallo su Barone, ancora TF che cerca di attaccare, spizzata di Picciuca direttamente dalle parti di Salamone. È battuta del numero 1 Cussino. Gianfortone, spalla alla porta, la tiene, ancora Gianfortone, fermato all'intervento di Minardi che poi vince il rimpallo, subentra Riggio, in avanti c'è il tocco di Frisco, Picciuca perde il rimpallo, e allora azione interrotta subito dell'ATF, poi cerca la giocata Visconti che vince il rimpallo con Yobua, ancora Gianfortone, Alongi, ancora Gianfortone servito, cerca il dribbling, si va a scontrare con Barone, poi l'ottimo anticipo da parte di Scavone che prova a innescare i suoi compagni, poi un po' di vento che spinge la palla più velocemente dalle parti di Salamone. Siamo entrati adesso negli ultimi 90 secondi di questo primo tempo, qui ottimo l'anticipo da parte di Barone, poi scambio tra Picciuca e Frisco, chiude tutto Alongi, poi sbaglia Salamone, e la palla dalle parti di Arini, passaggio intercettato, poi arriva dalle parti di Minardi, Minardi ancora per Arini, il miracolo da parte di Salamone, sarà calcio d'angolo per l'ATF. Alle soglie della fine del primo tempo, chance importante nuovamente per la squadra di Sampino, mentre arrivano indicazioni per Yobua davanti alla panchina, siamo dati subito il 5, Picciuca e Arini, perché hanno collezionato veramente una bella azione, ma occhio al corner, pallone che arriva a malapena sul primo palo, allontanata, arriva il primo sulla palla Scavone che anticipa Di Maio, riesce a girarla dalle parti di Danna che va a lancio lungo, non vuole rompere l'azione offensiva alla ATF, qui Frisco perde il rimpallo, cerca Gianfortone, riesce a riconquistare palla, ottimo giocatore Gianfortone, da tenere senza dubbio d'occhio, qui spazza via, ancora Danna, colpo di testa da parte di Piazza, quello di Picciuca in avanti a cercare Frisco, che viene però facilmente anticipato da Piazza, qui con una giocata rischiosa ma particolarmente efficace. Poi c'è l'errore da parte di D'Amico che in qualche modo viene salvato ancora da Piazza. D'Amico prova a passare, scaduti i 35 del primo tempo, palla per Di Maio che è in posizione regolare, Riggio con la scivolata vincente e palla in fallo laterale. Applaudono le mamme presenti dall'altra parte rispetto alla nostra postazione, perché è stato un intervento decisivo
da parte di Riccardo Riggio. Credo che si stia giocando un minuto di recupero, perché altrimenti il direttore di gara avrebbe dovuto fischiare la fine del primo tempo. Intanto occhio alla giocata tentata col cross, Mellina la fa sua. Yobua cerca Scavone, ottimo tagliafuori da parte di Vassallo che guadagna la rimessa, potrebbe chiudere col possesso di palla il Cus. Alongi, Pizzo, batte lungo, la ricerca di Di Maio, ancora di testa Riggio, poi il controllo di Minardi che la gioca lunga su Frisco, Frisco prova ad avere la meglio su Palma, poi la mette in calcio d'angolo Salamone che ha provato a salvarla, non ci è riuscito, e allora in realtà a chiudere il primo tempo in avanti potrebbe essere l'ATF con questo settimo corner. Battuta corta questa volta per Scavone, fermato, altro giro in bandierina per la formazione allenata da mister Giovanni Sampino. La battuta questa volta dentro l'area da parte di Riggio, colpo di testa ad allontanare da parte di Alongi, insiste l'ATF, la giocata tentata da Arini che non riesce a saltare l'avversario, ma anche l'ultima giocata di un bel primo tempo tra TF e Cus Palermo, mancano soltanto i gol, ma ci sono andato vicino entrambe a segnarlo, è 0-0 dopo i primi 37 minuti di gioco. Noi andiamo al riposo con alcune immagini come di consueto targate Sportissimi TV, poi torneremo in collegamento dal velodromo Polo Borsellino per il secondo tempo. Ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo la domenica scorsa, solo la domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un fattore del nostro portiere, ma ripeto non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo di vedere il calcio, con Zeman prima, poi gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con Mimmo Giacomaro, dall'altra parte del Licata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unico, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stendono le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo qui a Licata, insomma può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ho potuto ripetere queste cose, però ripeto il sistema calcio a quei livelli ha altre leggi, altre situazioni, però rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti Licata e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Licata ti rintanano nella tua metà campo e rischi
dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha mucciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre a squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima. Terminata con l'esordio di 2-2 la prima sfida in campionato in casa per il Mistral Palermo, seguito con il Mister Cappello che salutiamo. Salve a voi. E chiediamo subito, Mister, un pareggio arrivato agli ultimi 20 secondi, c'è un po' di rammarico? Ma guarda, queste partite si possono anche perdere perché non è stata una prestazione oggi ottima, eravamo un po' sottotono, quindi quando si ci mette un po' anche la sfiga, perché potevamo fare il 3-1, abbiamo preso un palo a 35 secondi o 40 alla fine e poi prendiamo il 2-2. Questo sport è anche bello per questo, quindi, ma non abbiamo fatto comunque una buona partita, quindi mi tengo diciamo, stretto il punto perché potevo anche perdere oggi, quindi va bene un punto, ma la prestazione è da rivedere indubbiamente. Dopo il pareggio degli ultimi 30 secondi, poi a 15 secondi alla fine, un'altra ghiotta occasione per gli avversari per vincere la partita con un brutto tiro di Martino. Cosa ha pensato in quel momento? Quello che ti ho detto poc'anzi, che queste partite si possono anche perdere quando giochi così male, quando la palla comunque non vuole entrare. Abbiamo creato tante occasioni, ma non abbiamo mai sfruttato l'occasione che abbiamo avuto. Loro comunque sono stati una buonissima squadra in fase difensiva, difendevano bene, ripartivano in contropiede, è una squadra molto organizzata che oggi ci ha dato tanto filo da torcere, quindi merito anche degli avversari se quest'oggi ci siamo portati un punto noi e un punto loro, quindi i complimenti vanno anche a loro. Abbiamo visto un primo tempo sottotono, un secondo tempo invece decisamente migliore. Cosa ha detto all'intervallo ai suoi ragazzi? Ma detto in maniera povera mi sono proprio incazzato perché abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo nell'atteggiamento, quindi ovviamente a fine primo tempo ho dovuto alzare un po' la voce perché eravamo troppo spenti, quindi il secondo tempo si è diventato un po' meglio, però diciamo che la squadra vista oggi non è quella delle ultime giornate, nelle ultime uscite, quindi c'è qualcosa da rivedere, dobbiamo un pochettino rivedere alcune situazioni, forse eravamo un pochettino scarichi mentalmente, dobbiamo vedere di lavorare perché è un gruppo giovane, quindi ci sta anche fare queste prestazioni. Dunque lei parlava di pile scariche, quindi quanto è importante arrivare alla sosta prima della grande sfida contro l'Adrano per potersi anche farsi un pizzico riposare in campionato? Serve per ricaricare un po' le batterie, anche se non abbiamo giocato in maniera continua perché ci sono state anche delle soste dopo la Coppa Divisione. Adesso c'è un'altra sosta, poi ci aspetta Adrano e dobbiamo un pochettino fare un po' anche un bagno di umiltà perché forse ci siamo sentiti troppo belli in queste partite che abbiamo affrontato, quindi dobbiamo un po' rimanere con i piedi per terra e capire che quest'anno sarà dura e come vedete una partita di questa dove magari la vuoi vincere in casa con la Gallinese, poi ti porti un punto e è andata anche bene perché potevamo perderla anche alla fine, quindi dobbiamo fare un po' bagno di umiltà. Un pensiero sull'Adrano. L'Adrano quest'anno ha alzato un po' l'asticella, ha preso giocatori di categoria, quindi poi conosco molto bene Carmelo Sgoi che
ci tiene a fare bene ogni anno, quindi è un gruppo anche loro giovane, quindi è una squadra che secondo me può puntare a vincere il campionato. Giuseppe Mione, sembrava che anche oggi la legge del Matranga stesse per concretizzarsi, alla fine la zampata di un campione, possiamo dirlo come Arken, vi ha annegato la gioia della vittoria e di un'altra settimana in testa alla classifica. Sì, però non toglie niente alla nostra prestazione, che è stata buona, di fronte a una squadra veramente super attrezzata, una squadra forte. Certo, eravamo contenti se la portavamo a casa, avevamo fatto una grandissima prestazione difensiva, però penso che tutto sommato pareggio è il risultato giusto che ci può stare. È un pareggio frutto anche della vostra capacità di fare, come dicevo anche durante la diretta, blocco negli ultimi 30 metri, anche nella fase finale del primo tempo, quando è arrivato intanto il palo subito dopo il gol, poi c'è stato anche il palo di Tempesta. È tornata quella capacità da parte del Castellammare che si era vista 2 stagioni fa di compattarsi attorno a quelle figure chiave che sono Adamo, Caronia, Messina. Sì, esatto, quello che facciamo è chiaramente l'assenza di Malik non ci consente di avere un certo tipo di ripartenza, però ho detto ai ragazzi facciamo quello che sappiamo fare, facciamolo bene, il gol può arrivare su situazioni anche diverse e così è stato. E poi è la nostra caratteristica, ci sappiamo difendere bene, l'abbiamo fatto benissimo fino all'ultimo, è chiaro che poi un po' di energia ci è mancato, loro fanno cambi e mettono persone in panchina, insomma, come questo attaccante imponente, per cui diventa anche difficile mantenere l'energia fino all'ultimo minuto. Ci avevamo quasi fatto che mancassero 5 minuti alla fine, però non ho niente da rimproverare, sono soltanto contento dei ragazzi oggi. Ecco, so che agli allenatori non piace parlare dei soggetti individuali, ma la domanda te la faccio lo stesso. Oggi partita a mio parere eccellente da parte di Tempesta, a livello anche di qualità nel tenere anche la palla lontano, è quel giocatore che ti sta dando forse quel pizzico di qualità in... Riprende il gioco al velodromo Paolo Borsellino, meglio sta per riprendere il gioco, torniamo collegati per la ripresa di TF Cus Palermo, parziale 0-0 dopo i primi 37 minuti di gioco, recupero incluso. C'è stato un cambio tra le fila del Cus Palermo, perché è uscito col numero 20 Visconti ed è entrato col numero 77 Francesco Remigio. Tutto pronto per riprendere. Direttore di gara che porta il fischietto alla bocca e si riparte. Per il resto le formazioni sono le stesse che hanno iniziato e concluso la prima frazione di gioco, mentre il Cus gestisce il pallone con il suo numero 10 D'Amico, ancora D'Amico, serie di rimpalli vinti dal centrocampista che subisce poi il fallo dell'accoppiata Barone-Arini. Allora andiamo a riassumere un po' le formazioni partendo da quella dell'ATF che schiera Mellina in porta. I terzini sono Riggio a destra e Yobua a sinistra, i centrali sono Danna e Buffa, in mezzo al campo i già citati Barone e Arini, con Frisco che gioca da riferimento avanzato. A oscillare alle sue spalle ci sono Scavone, Minardi e Picciuca. Poi dopo la punizione andrò a dare anche una lettura della formazione del Cus Palermo, anche in virtù di quello che è stato il cambio dell'ingresso di Remigio. Intanto occhio a questa punizione che arriva direttamente in area, l'uscita pericolosa ma efficace da parte di Mellina, che rimette subito il pallone verso il centro del campo. D'Amico la gioca in avanti in maniera non perfetta, poi spazza via la sfera Barone e arma Frisco. Frisco però a convergere, Frisco, le finte, Frisco in area, ancora Frisco, destro! Golazo da parte di Gabriele Frisco che sblocca la partita. Gol stupendo da parte del numero 9, doppio dribbling, doppia mandata al bar dei difensori del Cus Palermo e poi il pallone che si insacca sotto la traversa, avanti la TF. Gol stupendo, stupendo di Frisco, stupendo.
sembrava un pallone quasi innocuo se consideriamo che Barone lo aveva allontanato anche per resistere al pressing di D'Amico. Alla fine Frisco lo ha reso giocabile. Primo dribbling per saltare Vassallo, secondo dribbling per saltare anche Palma e poi pallone imbucato sotto al set a togliere la ragnatela sotto l'incrocio, là dove non ha neanche provato ad arrivare Salamone. Vantaggio TF che ai punti per tutte le palle gol avute dalla TF nel primo tempo sembra meritato, a mio parere, ma gol bellissimo da parte di Frisco, che non ha fatto un grande primo tempo, non è stato particolarmente pericoloso, alla fine però, quando serve, quando è importante, quando conta, ragazzi che hanno talento lo fanno vedere tutto. Ora vi dovevo la lettura della formazione anche del CUS Palermo, che a questo punto deve inseguire, dopo 3 minuti all'inizio della ripresa. In porta c'è Salamone, i terzini sono Vassallo a destra e Piazza a sinistra, i centrali sono Palma e Alongi in mezzo al campo, Capitan Pizzo a cercare di fare legna con il supporto del numero 4 Leggio e anche di D'Amico che gioca un po' più defilato. In avanti gioca Gianfortone con Di Maio e con il subentrato Remigio a fare da esterni. Giocano entrambe con un 4-2-3-1, 4-3-3, chiamatelo come vi pare. Le due compagini in campo. Mentre intanto si è già conclusa una delle dirette che abbiamo trasmesso, una delle 9 dirette in programma oggi sul canale YouTube di Sportisili, perché è stata interrotta definitivamente la sfida tra Mistral Palermo e Olimpia Siracusa. Ci dispiace davvero tantissimo raccontare queste vicende. Olimpia Siracusa è giunta ancora una volta con 4 giocatori a referto, partita che è proseguita finché non sono rimasti in 2 sul punteggio di 21-0. Ma intanto occhio alla punizione con pallone che torna dalle parti di Arini che colpisce un compagno, poi palla ancora lanciata verso la porta di Salamone che la blocca. Il rilancio del portiere ospite dalle parti di Gianfortone, anticipato dall'ottimo intervento di Danna. Poi palla in avanti di Arini verso Picciuca che forse viene messo giù da un giocatore avversario, lascia giocare l'arbitro Periggio direttamente in fallo laterale. Colpo di testa ad autolanciarsi da parte di Di Maio che non la tiene in campo, allora sarà rimessa per la TF. Ricordo che subito dopo la fine di questa partita stanno già iniziando a prepararsi in tal senso TF e Accademia Trapani, che si affronteranno nella gara valida per il campionato regionale allievi, e poi dopo la seconda partita ce ne sarà anche una terza qui al Velodromo Polo Borsellino, quella tra i giovanissimi regionali under 14 di Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri, con la telecronaca di Ferdinando Lo Monaco. Di Maio contro Riggio, lascia sfilare il pallone, allora Riggio può ringhiargli addosso fino a fargli perdere il pallone, poi l'intervento pulito di Maio a riconquistare D'Amico, ingresso in area, D'Amico sul fondo, mette in mezzo! E la palla che forse è stata toccata, anzi no, intervento diretto da parte di Remigio. Si riparte dal fondo, non è calcio d'angolo. E dunque si riparte con un rinvio. Si riparte con una rimessa per il CUS, un po' di discussioni. Qui D'Amico viene anticipato da Arini, ma la palla ce l'ha ancora
il Cus che cerca di ricostruire, Mariggio chiude bene, Picciuca, verticale su Frisco, questa volta anticipato, poi Cus che riconquista, gestisce con D'Amico, Gianfortone, fermato in un primo tempo da Yeboah, ancora il numero 9 che la gestisce, sempre Gianfortone, resiste a una carica, poi la palla va fuori, direttore di gara che non fischia in favore del numero 9 del Cus Palermo. Recupera palla il Cus Palermo, pallone lungo, Yeboah va a chiudere molto bene su Remigio. C'è una punizione dunque per il Cus, stavo cercando di capire meglio cosa stesse accadendo in campo. Fischia l'arbitro, pallone direttamente verso la porta, in qualche modo in due tempi, è bravo Mellina. Il controllo, qui un po' rischioso di Scavone che perde infatti la sfera, allora Cus che prova a reagire con il pallone indirizzato verso l'area, Buffa allontana. Poi giocata sulla sinistra, cerca di passare in qualche modo Di Maio, lo ferma ancora Buffa, l'arbitro fischia ed è calcio di rigore per il Cus Palermo. L'arbitro era piazzato perfettamente. Qui le proteste di guida. Poi c'è anche Frisco che simula anche questa giocata. Vediamo, perché intanto D'Amico ha già messo la palla per terra, sul dischetto. Riggio e Scavone lo vanno a incoraggiare il portiere Mellina, ma l'arbitro sembra essere irremovibile, a parte che, se posso dire la mia, l'intervento sembrava sul pallone da parte di Buffa. In ogni caso, ha così deciso il direttore di gara, si andrà dal dischetto, è tutto sulle spalle di D'Amico, tutti fuori dall'area, il direttore di gara li invita tutti ad uscire, e allora è tutto pronto. D'Amico contro Mellina, fischia l'arbitro, D'Amico spiazza Mellina, fa 1-1, la pareggia all'11° minuto il Cus Palermo con il suo numero 10. È durato 8 minuti circa il vantaggio dell'ATF, tutto da rifare con il pareggio dal dischetto di D'Amico e 1-1 qui al velodromo. Mentre prepara già delle mosse mister Sampino dalla sua panchina. Piazza, allontana male, Minardi non controlla, vediamo se riparte il Cus con Di Maio che salta un avversario, si muove sul filo del fuorigioco Gianfortone, libera un po' di spazio per Di Maio, palla verticale per la corsa di Remigio, troppo lunga. Mellina a rinvio, a vuoto D'Amico che però trova il pallone. Piazza, sterzata, poi l'anticipo da parte di Barone direttamente in fallo laterale. Ecco i cambi per l'ATF, pronti Tango e Turturici.
esce Frisco per fare posto a Turturici, fuori il 9, dentro il 20. Tango invece, vediamo di chi prende il posto. Esce Minardi, cambi tra pari ruolo con Tango che va a prendere il posto sull'out di destra nell'attacco, al centro del quale ci sarà d'ora in poi Turturici. Si muove qualcosa anche sulla panchina del CUS, perché sta per entrare, almeno sta accelerando i preparativi per entrare Arico. C'è l'uscita intanto da parte di Mellina sui piedi di Gianfortone. 13° minuto del secondo tempo che sta per terminare. Abbiamo già visto i 2 gol in questo secondo tempo che non avevamo visto nel primo, va detto. Entrambe le squadre meritavano di andare a bersaglio già nella prima frazione, forse più la TF per quello che dicevo anche in occasione della rete di Frisco, però alla fine risultato non così assurdo qualora dovesse maturare quello di 1-1, quello di parità. Intanto la scivolata di Arini, il controllo di Pizzo. Pizzo si gira, c'è lo scarico per Leggio intercettato e allora allontana in qualche modo Barone. Alongi in fallo laterale. Ci sono i cambi per il CUS. Esce Gianfortone, entra Rico. È uno solo il cambio, uno solo. Mi sono fatto trarre in inganno da La Cara, che è l'assistente, tra l'altro col braccio ingessato, quindi penso proprio impossibilitato a giocare. Svirgola, ma in qualche modo gestisce il pallone Leggio, che poi lo mette in avanti, colpo di testa a prolungare di Remigio, controllo di Danna verso l'area, il suo lancio, interviene Alongi di testa, poi la gira in avanti Capitan Pizzo. Yobua deve impegnarsi per anticipare Di Maio, poi il servizio all'indietro non semplice da gestire per Mellina, che lo gestisce ottimamente. Danna subendo il fallo. 20 minuti ancora da giocare mentre intensificano i preparativi gli allievi regionali di TF e Accademia Trapani. Palla lunga, colpo di testa da parte di Alongi, poi se la allunga proprio il nuovo entrato Arico, che prova a fare a sportellate, accelera Arico contro Arini, l'arbitro fischia contro Arini. Qui posso dire scelta un po' azzardata da parte del direttore di gara, perché comunque Arini aveva tagliato davanti ad Arico, che tra l'altro non gli ha risparmiato anche un paio di calcetti. In ogni caso, assegnata la punizione alla squadra di Guida. Mentre esce il sole, tempo che cambia di continuo. E D'Amico che batte la punizione verso l'area, colpo di testa a mettere fuori da parte di Buffa, poi Scavone prova ad autolanciarsi ma lo aspetta lì senza grossi problemi Vassallo, che vince il rimpallo, palla che rimane dentro il terreno di gioco, interviene per un attimo a recuperare Turturici e l'arbitro fischia ancora in favore del CUS, questa volta un fallo laterale. Remigio, arriva anche Di Maio, li anticipa entrambi per un attimo Danna, poi ancora Di Maio riconquista e calcia, c'è la respinta, Remigio, intervento di Yobua, poi allontana in qualche modo Arini, non riesce più ad uscire, adesso la TF prova ad emergere la seconda forza del girone, ovvero sia il CUS Palermo che insegue, ricordiamo la capolista Academy Panormus. Ricordiamo che vedremo in scena l'Academy Panormus contro l'Athletic Club Palermo a Villa Sant'Alfonso, una partita che prenderà il via alle 17, mentre è in corso sempre a Villa Sant'Alfonso la sfida degli Under
17 regionali tra Academy Panormus e Belice Partan. Intanto c'è il cambio con l'uscita dal terreno di gioco di Leggio, l'ingresso con la maglia numero 17 di Castelli. Tutto ciò quando siamo nel corso del 53esimo minuto, quindi giocati 17 minuti e mezzo, siamo esattamente a metà del secondo tempo, fatta salva la decisione sul recupero. Qui la perde Arini, che la riconquista, ancora Arini, chiuso senza fallo, Arico, ancora Arini a lottare, prova ad uscirne e ne esce vincente Pizzo, che cerca di far correre Piazza, alla fine Riggio con l'anticipo, c'è la corsa ad andare a pressare da parte di Picciuca, lo taglia bene Alongi, che poi la lascia anche uscire, sarà fallo laterale per l'ATF però. Sembrava in realtà appannaggio del CUS questa rimessa, ma così ha deciso il direttore di gara. E c'è la rimessa per Riggio, verso l'area, colpo di testa a mettere fuori di Alongi, poi pallone inseguito ma non trattenuto da Castelli. Riggio con la palla messa in mezzo, non c'è nessuno e allora può arrivare senza grossi problemi Salamone. Qui a vuoto Danna, intervento rischioso e anche con una mano da parte del numero 5, nonché capitano dell'ATF. Gioca subito Pizzo. Vassallo allarga dalle parti di D'Amico, che si è spostato a destra per l'occasione. D'Amico lungolinea, impreciso, rimessa per la TF. Mentre intanto prepara un'altra mossa ed è Filippone, mister Sampino, maglia numero 14. La rimessa battuta in avanti dalla TF, prova a lottare Scavone contro Alongi, che la tocca per ultimo, altro fallo laterale nella metà campo avversaria per la TF. Qui prova ad affrettare Turturici, la palla verso Scavone che lotta, Scavone ingresso in area, ancora Scavone che converge, mette in mezzo, Piazza addirittura col controllo e poi col rinvio. Yeboah è da solo, può anche controllarla con le mani perché la palla è uscita. È rimessa per i suoi. La fa scorrere Barone. Poi Turturici, scontro. Sarà rimessa per l'ATF, ma è rimasto contuso Palma. E manda subito a scaldare Dragna, mister Guida. Temporeggia un po' per effettuare il cambio Sampino. È già pronto Daniele Filippone. Mentre riprendono a scaldarsi anche gli altri elementi della panchina. Colpo di testa di Castelli intanto. Poi prolunga con un bel gesto tecnico D'Amico. Yeboah. Lancio verso l'area avversaria. Allontana Alongi. Poi ancora la rigioca in avanti Danna dalle parti di Scavone che la controlla, inseguito da Alongi. Qui giocata furba da parte di Scavone. Colpo di tacco addosso agli stinchi del suo avversario e rimessa guadagnata. Poi Scavone prova a riconquistare dopo aver battuto il fallo laterale. Scavone sul fondo, mette in mezzo ancora Alongi, che guadagna anche rinvio dal fondo. Alongi sta giocando davvero un'ottima partita fino a questo momento. Arriva adesso il momento del cambio, il turno di Filippone. L'uscita di Picciuca. Quindi cambia ancora il proprio tridente dopo gli ingressi di Tango e di Turturici. Tocca a Filippone che si andrà a mettere con ogni probabilità sull'out di destra del reparto offensivo dell'ATF. Batte direttamente Pizzo il rinvio oltre la metà campo, un po' di trattenute su Di Maio che la gioca in avanti, l'anticipo di Buffa, poi prova ad avanzare Arini, tocco per Barone, subito innescata la corsa di Filippone che viene però anticipato dal solito
Alongi che subisce anche fallo. C'è un altro pallone in campo, subito allontanato. Arico la gioca in avanti, scorta l'uscita della sfera Tango, che poi lascia l'incombenza della battuta del fallo laterale a Riggio. La fa scorrere qui Barone, poi il servizio in avanti, dove c'è il solito Alongi che intercetta. D'Amico, se la vuole sistemare sul mancino, poi scambio con Pizzo, ma il pallone di ritorno del capitano è sbagliato, torna però sulla sfera ancora Lotto, con la giocata in mezzo a due, passa Pizzo che cerca di verticalizzare dalle parti di Di Maio col pallonetto Di Maio sull'uscita. Qui era arrivato comunque sul pallone Mellina, ma il direttore di gara ha fermato l'azione per un giocatore a terra. Qui eccesso di cautela, anche se è ancora a terra, credo si tratti di Arini, se non ho visto male. Ancora a terra, sembra con i crampi. Tanto opportunità anche per rifiatare, per sorseggiare un po' d'acqua. Risentirà naturalmente la fine della partita, perché siamo fermi da un paio di minuti. Va fuori dal terreno di gioco Arini, mentre prepara la mossa Dragna. Mister Guida. Riprende il gioco con Mellina che rilancia in avanti. Pizzo torna in campo Arini, quindi torna alla parità numerica qui al velodromo. C'è la corsa di Danna che verticalizza su Turturici, spalla a spalla. Non è così secondo il direttore di gara. Stata attenzione perché reagisce. E qui brutte scene tra Palma e Turturici. Va reagito Palma dopo lo scontro con il suo avversario. Qui prova anche a placare gli animi da capitano avversario Marco Danna. Arriva il 5 tra Palma e Turturici. Intanto c'è un cambio nel CUS. Arriva adesso il turno di Dragna. Prende il posto di Di Maio.
Si riprenderà con una punizione, ultimi 8 minuti più recupero. Controllo non perfetto di Castelli, poi il tocco di Arini per la corsa di Filippone, chiuso da Piazza. Sarà rimessa TF. Si lotta, e altra rimessa per la squadra di Sampino che segue con la solita passione dalla panchina. Rimessa di Iggio, pallone che arriva al limite dell'area, Arini prova a passare, ci riesce Arini, prova a defilarsi, viene chiuso. E poi la palla messa fuori in fallo laterale con l'intervento di Aricò. Altro fallo laterale per la TF, ancora con Riggio, spalle alla porta. Prova a tenerla Barone. Barone praticamente sulla linea laterale, cerca di girarsi, ce la fa su Castelli che lo stende, punizione. È giallo. Secondo ammonito della partita dopo Buffa nel primo tempo. Tocca a Castelli. C'è la punizione per Riggio, fischia l'arbitro, pallone che spiove, secondo palo, la sponda di Turturici diventa una conclusione verso la porta, il miracolo ancora di Salamone che nega il gol agli avversari. Poi altra palla messa in avanti, allontana Longi. Era da un po' che non si vedevano palle gol, ora attenzione alla corsa dall'altra parte, con Dragna fermato dall'intervento di Yobua. Altro cambio per la TF a poco meno di 6 minuti dalla fine. Sembra Pecoraro col numero 13 prende il posto di Yobua che esce dall'altra parte. La rimessa con Vassallo che l'ha messa in avanti, dovrà ripeterla perché la palla è stata messa fuori ancora dai difensori della TF e quindi altro intervento in fallo laterale. La giocata, poi chiuso tutto da Barone che va anche a staccare di testa. Filippone cerca la giocata, lo chiude Pizzo. Poi Tango, ancora Filippone, chiuso questa volta da Piazza, arriva a lottare dalle retrovie proprio Pecoraro che guadagna fallo laterale, sì. Pecoraro che giocherà da esterno, da terzino destro, con Riggio che va sull'altra fascia, corre Turturici, va sul fondo, mette in mezzo e diventa un tiro in 2 tempi, senza grossi problemi, ancora Salamone. Battuta lunga, con Riggio che la fa arrivare, ma arriva prima di lui Dragna, che però se la sistema male e la sfera si perde fuori. Qui battuta lunga da parte di Barone. Alongi controlla e calcia via, ma calcia male, uno dei primi errori della sua partita. Scavone, passa in mezzo a 2, Scavone col destro, la palla esce, non di molto, l'ha controllata uscire Salamone. Battuta lunga ancora per Pizzo. L'intervento di Tango, poi anticipo di Piazza. Pecoraro se la sistema, la mette in fallo laterale sulla pressione da parte di Remigio. Torna a riaffacciarsi in avanti il Cus che non molla, 3 dalla fine.
Altra palla messa fuori questa volta da Filippone, allora si gioca un altro fallo laterale. Rimessa di Piazza, che deve riprendere la rincorsa. Serie di colpi di testa, alla fine c'è un fallo di mano da parte di Dragna. E allora esce la TF da questa pressione. Andrà Buffa alla battuta della punizione. Ultimi 2 minuti e 15, poi recupero di testa. In qualche modo Pizzo avvantaggia però la giocata da parte di Tango, che prova ad accendersi. Serie di finte, poi passa ai due centrali, passaggio troppo corto per Filippone che ha commesso fallo. Battuta la punizione con D'Amico che scarica per la corsa di Vassallo, cercato Remigio, c'è stato però l'anticipo, poi forse un'entrata fallosa, non l'ha vista il direttore di gara su Barone. Allora gioca in avanti il Cus, palla lunga, Pecoraro scorta l'uscita che arriva da parte di Mellina, poi ancora attacco vivo per il Cus con questa conclusione che si insacca e arriva il gol di Castelli che ribalta a 1:15 dalla fine, passa a condurre all'improvviso il Cus Palermo. È rimasto fermo perché sembrava abbastanza innocua qui la conclusione da parte di Castelli, che si è insaccata proprio all'angolino dopo un batti e ribatti, ma alla fine è arrivata la beffa per la TF, che va detto non merita di perdere questa partita, però alla fine il calcio si rivela sempre particolarmente portatore di sorprese. Allora corre subito ai ripari con un cambio per parte, perché sta entrando Candela e sta entrando Federico. Candela al posto di Scavone nella TF e Federico, vediamo al posto di chi entra. Al posto di D'Amico. 4 minuti di recupero a partire da adesso, da quando si riprende, quindi si chiude a 74. È subito battuta lunghissima che il Cus controlla con calma. C'è poi un contatto falloso. La battuta da parte di Pizzo, più lungo che può. Intervento. Poi la giocata da parte di Vassallo in avanti. C'è la corsa di Dragna che però è in fuorigioco. Protesta il 33, non vuole sentire ragioni il direttore di gara. C'è ancora cambio per la TF. Tanto è pronto il cambio mentre c'è a terra l'estremo difensore chiamato. L'intervento mentre è pronto ad entrare Raffadale.
Sembra tutto ok per l'estremo difensore Cussino Salomone. Mentre intanto esce Buffa ed entra Raffadale. Riprende il gioco dunque dopo il cambio. Rimessa battuta da Riggio, poi Turturici quasi alla bandierina, guadagna fallo laterale. Vediamo quanto c'è da recuperare, perché si sta giocando il quarto minuto di recupero. Non ho visto onestamente la segnalazione, però si dovrebbe recuperare circa un minuto, forse qualcosa in più. Intanto siamo già fuori tempo rispetto all'inizio della gara tra TF e Accademia Trapani, che ricordo prenderà il via subito dopo la fine di questa, che vede a penso un paio di minuti alla fine il CUS Palermo in vantaggio, e dunque con l'obiettivo intanto per il momento di salire in testa alla classifica e poi sedersi in poltrona, accendere il canale YouTube di Sportisity TV e assistere alla gara tra Academy Panormus e Athletic Club Palermo per scoprire se i cugini dell'ATF riusciranno a fermare la capolista Academy Panormus. Ma intanto prova a riconquistare il pallone, ci riesce Dragna, si lotta proprio davanti alla panchina del CUS Palermo. La rimessa però sarà per l'ATF e se ne occuperà Pecoraro. Colpo di testa a mettere fuori da parte di Piazza, allora si batte un'altra rimessa vedente sulla linea del centrocampo. Battuta lunga, ancora Piazza, ancora a spezzare il gioco, ancora con una rimessa, guadagna una manciata di metri l'ATF, ancora Piazza di testa, terza volta consecutiva, quarto fallo laterale consecutivo invece per l'ATF, con i compagni dell'Under 17 che sono lì a tifare e a sperare, in attesa poi di giocare. Palla verso l'area, colpo di testa di Pizzo, poi pallone scodellato in area, ma non c'è più tempo! La vince allora il CUS, dopo 5 minuti di recupero, forse anche con un contatto nell'area cussina, ma alla fine è la seconda forza del campionato a conquistare i 3 punti, a issarsi momentaneamente in testa al girone A del campionato Giovanissimi Elite Under 15. Onore però all'ATF che ha giocato una grandissima partita e anche sfiorato la vittoria per lunghi tratti, ma alla fine i punti e il successo se la portano, se li porta via la squadra di Mister Guida. Noi ci scolleghiamo perché dobbiamo collegarci subito dopo per la partita